27ª edizione della Sagra dell'Imbriolata a Milena. Quest'anno com'è andata l'organizzazione, Sindaco? Beh, è andata diciamo bene, come dalle aspettative. Quest'anno la 27ª ricade con il centenario del Comune di Milena, il centenario della nostra autonomia, e quindi diciamo che siamo abbastanza soddisfatti della riuscita di quasi tutte le serate che noi stiamo organizzando, quindi una bella manifestazione. Un piccolo paesino, però diciamo sempre pieno di gente che ha voglia di uscire, di divertirsi. Sì, diciamo che questo format ormai lo sperimentiamo da diversi anni. Poi abbiamo diverse serate che comunque si sono ormai radicate o strutturate nella nostra estate milanese, tipo lo street food, la Sagra dell'Imbriolata, questa è la 27ª Sagra, come ricordavi poco fa, quindi domenica ci sarà la festa per Sant'Antonio, quindi avremo anche il concerto dei Mattia Bazzar. Diciamo che è un piccolo paesino che durante l'estate vuole dare vuole dire la sua voce. Un ricco programma che attira anche molti immigrati che ci sono all'estero. Sì, questo è anche vero, ne approfittiamo anche per il ritorno di molti milocchesi che vengono a Milena. Quest'anno magari un po' siamo stati penalizzati, ma non solo Milena, penso tutta la Sicilia, per questo problema della siccità, però alla fine c'è una buona affluenza anche di gente di fuori. Maria Rosa, la Sagra dell'Imbriolata è giunta alla 27ª edizione, voi come sta andando questa sera? Benissimo, benissimo, stiamo vendendo le nostre imbriolate, sono tutti contenti le persone. Ci parli un po' della ricetta, cosa c'è dentro l'imbriolata? Allora, nella ricetta mettiamo le patate, le cipolle, la salsiccia, poi mettiamo olive e formaggio. 27ª edizione della Sagra dell'Imbriolata a Milena. Diciamo è un tipico prodotto di Milena, come lo fa lei? Si fa una pasta dura, si sfila finemente e poi si ci mette tipo tritato, patate, cipolle e olive. E questa è l'imbriolata, tipica di Milena. Come sta andando questa sera? Questa sera è andata alla grande perché sono finite subito. Il tempo di farci la croce è finita. Anche voi presenti alla Sagra dell'Imbriolata, lei come la fa l'imbriolata? La Sagra seguiamo un disciplinare, quindi mettiamo una sfoglia molto fine di pasta di pane e poi aggiungiamo le patate, cipolle, tritato, olio d'oliva e rigorosamente olive. Quanta lievitazione fate fare? La lievitazione è pochissima perché è una sfoglia quasi senza lievito, quindi non ha molta lievitazione. Com'è andata questa sera? Benissimo, benissimo. Non abbiamo quasi finito di vendere le imbriolate e diciamo che siamo a metà serata. Grazie. Viaggio Licata, il tamburinara di Girgenti, anche qua per la Sagra dell'Imbriolata a Milena. È un onore per noi rappresentare la festa di San Calogero nei vari comuni della Sicilia. Ringrazio la Proloco e il comune di Milena per l'invito che ci hanno emesso. Orgoglioso di venire in questo paesino piccolino ma davvero ben accogliente sia per noi sia per i paesi limitrofi. Abbiamo visto che c'è un bel numero congruo di visitatori per la Sagra dell'Imbriolata, il nostro ritmo incessante sveglia gli animi del paese e di tutti i visitatori. Andiamo avanti sempre con le nostre tradizioni popolari, tanto amati, il pubblico si diverte, ci divertiamo tantissimo anche noi e l'obiettivo principale che noi ci prefissiamo, cioè ripeto che è quello di far divertire la gente e ovviamente di divertirci anche noi nello spirito delle antiche tradizioni popolari.